Questo programma è offerto da Hotel de Paris, tra parchi, sport e mare. Hotel Buratti, da 43 anni, meta ideale per le vacanze tra pineta e mare. Me la compro, accessori telefonia. Buonasera e benvenuti amici di DTV ad una nuova puntata di Diffusion Musica. Questa sera ci troviamo a Cesenatico, precisamente alla Notte Rosa, che è stata organizzata da Radio Bruno Estate. Questa è la seconda tappa di Radio Bruno Estate, le altre due sono a Mantova e a Bologna. Questa sera ci troviamo qui in Riviera Romagnola per festeggiare insieme una grandissima serata. La Notte Rosa si dipana per tutta la Riviera, 110 km di eventi, spettacoli, mostre e concerti. Questa è soltanto una delle grandissime serate. Questa sera su questo palco ci saranno grandissimi artisti: Arisa, Frankie Energy, Francesco Sarcina, Paolo Belli, insomma tantissimi artisti di grandissimo calibro. Mi raccomando, seguiteci perché andremo nel backstage a intervistare gli artisti e a conoscere le novità. Radio Bruno Estate esiste dalla metà degli anni 90 ed è cresciuto via via nel tempo, sempre con big della musica protagonisti. Proprio i protagonisti della colonna sonora dell'estate non mancano mai e negli anni via via i nomi sono diventati sempre più grandi, tanto che questo è diventato uno degli eventi più attesi dell'estate anche dagli addetti ai lavori, proprio per la qualità organizzativa, produttiva e anche per il pubblico che ci segue e che è anche fatto degli ascoltatori di Radio Bruno, un pubblico eterogeneo fatto di bambini come di famiglie, come di ragazzi. Insomma, noi cerchiamo sempre di fare cast che abbraccino un po' tutti i gusti, e tutti i gusti sono anche quelli che cercheremo di abbracciare questa sera a Cesenatico. La collaborazione nasce perché è bella l'idea di fare una festa all'interno di una festa. La Notte Rosa è un po' il capodanno, no? Della Riviera Romagnola, e quindi è un evento clou importante, vivace, e portare nomi come la vincitrice del Festival di Sanremo. Stasera c'è Arisa, c'è Francesco Sarcina delle Vibrazioni, ci sono i Nomadi, c'è Paolo Belli con la sua big band, insomma Bianca Zè, ci sono tanti nomi importanti che faranno cantare il pubblico, che così potrà davvero avere una serata di animazione speciale ad ingresso gratuito, perché anche questo è un aspetto che mi piace sottolineare. Sono eventi con grandi nomi che però non comportano un biglietto d'ingresso, non comportano una prenotazione, non comportano una prevendita, quindi lasciano le persone assolutamente libere di fruire anche di quello che più gli piace in queste serate. Certo, volevamo ricordarlo, ovviamente questo è possibile anche la collaborazione con il comune di Cesenatico e con tantissimi sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata. Questo è il quarto anno che Radio Bruno Estate realizza il suo evento all'interno della Notte Rosa e insomma ci auguriamo che la serata vada al meglio. Sì, e hai fatto benissimo a ricordare i partner commerciali, perché bisogna ricordare che questo è un periodo storico un po' difficile per il reperimento di fondi per questo tipo di eventi, che vivono esclusivamente grazie al sostegno di privati e in questo caso anche del comune di Cesenatico e di Jazz Tourist. Quindi vorrei ringraziare infinitamente tutti quelli che rendono ancora possibile questo tipo di spettacoli e che sia di buon auspicio per continuare a farli per anni e anni ancora. Siete qui per chi? Chi state aspettando? Benji e Fede e Rockwant. Ah, fantastico, siete fan sfegatate perché ho visto che siete qui dietro al backstage. Volete fargli un assalto? Sì, l'abbiamo già visti prima, abbiamo già anche fatto le foto con loro. Sì. Per chi siete qui? Miriam e Rocco. Ho visto che hai un quadernetto in mano. Gli autografi. Me li sono fatti fare dai Simons, da Miriam, da Frankie Energy e basta. Ce li ha tutti, invece lei, guardate, la paparazza. Lei è la paparazza che invece fotografa gli artisti. Buona serata ragazzi. Grazie. In bocca al lupo per la ricerca degli autografi. Bene, siamo in compagnia dell'artista Paolo Simoni, che salutiamo, benvenuto. Ciao, buonasera. Ecco, volevamo sapere come nasce la tua carriera artistica. Ti stiamo sentendo in radio con la canzone Che Stress. Sì, beh, la mia carriera artistica parte, vabbè, io suono fin da veramente ero piccino, 5 anni già, ebbi le prime
esperienze con la musica. Diciamo che discograficamente parto nel 2007 col mio primo album, con la partecipazione al premio Tenco e poi tutte le cose a seguire, il premio Recanati, Sanremo. Tra l'altro sei stato scoperto da un tale scout davvero importante. Chi intendi? Perché ne sono passati diversi, non so cosa ti riferisci. Maioli? Ah, ok, sì, a Claudio Maioli, esatto, è stato il talent scout, che poi adesso è anche il mio produttore e manager, al quale insomma mi ha dato la possibilità di proseguire la mia carriera, ma anche di ampliare anche proprio i miei orizzonti, insomma, artistici. Nacque il nostro sodalizio, proprio mi propose di aprire Luciano all'Olimpico a San Siro già nel 2000, adesso non mi ricordo, con le date sono un disastro. Ah vabbè, non ti preoccupare. Cercate di avere compassione. Diciamo che ho questo problema perché sono passate tante cose in questi anni, proprio non solo di vita artistica ma anche di vita normale, e quindi non ho la percezione reale delle date, però ho la cosa più importante, cioè la memoria emotiva. Infatti. E da quando ho conosciuto Maioli la mia memoria emotiva si è allargata. Quindi ho nominato un personaggio importante della tua carriera artistica. Parliamo della tua partecipazione qui stasera alla Notte Rosa organizzata da Radio Bruno Estate. Cosa ci canterai? Cosa ascolteremo? Questa sera vi faccio appunto Che Stress, che l'hai nominato prima, e poi il nuovo singolo che è uscito pochi giorni fa, che si chiama 15 agosto, che è il racconto sostanzialmente di una giornata al mare, vista da un romagnolo. Ecco. Quindi io poi sono molto legato a queste terre perché mia nonna è di Ravenna, io sono di Porto Garibaldi, di Comacchio, Cesenatico, qui ci venivo da bambino perché c'erano delle colonie estive. Quindi giochi in casa questa sera? Gioco in casa, sì, ma poi proprio volevo raccontare in questa canzone proprio la tipica giornata vista da un romagnolo, cioè che sta qua, no? Che viene scambiato anche per uno che non è di qui, no? Dalla gente del luogo, i sapori, gli odori, le cose. Che proprio anche stasera le possiamo vedere, gli ombrelloni, la spiaggia e la gente che sostanzialmente è felice, si apre, cioè l'estate non è solamente un avvenimento temporale, credo, e anche meteorologico, ma credo che anche le persone d'estate hanno veramente un aspetto psicologico diverso. Fuori a questo mondo apriamo un po' le finestre. Grazie! Siamo in compagnia di Miriam Masala, direttamente da Amici. Ciao! Ciao a tutti! E qui a cantare questa sera all'evento di Radio Bruno Estate, cosa ci canterai? Il mio nuovo singolo, Ancora un po', che è uscito oggi su iTunes. Tra l'altro hai collaborato anche con altri artisti che si esibiranno questa sera sul palco. Sì, ho collaborato con i Simons, che sono anche loro ragazzi che hanno fatto parte di Amici quest'anno con me, e abbiamo fatto un inedito, anche in questo caso si chiama Tu dove sei, che sarà poi nel mio EP quando uscirà alla fine di agosto più o meno. Com'è stata la tua esperienza ad Amici? Fantastica, non si può dire niente, ho imparato tantissimo, sono migliorata, sono cambiata, quindi lo rifarei 1000 volte. Cosa vuoi che sia? L'amore passa in fretta, non c'è compagnia. Ti chiama la vendetta e poi vattene via. E lascia che io muoia ancora un po'. Bene, siamo in compagnia, come vedete, di 4 baldi giovani. Loro sono i Simons, si sono appena esibiti sul palco di Radio Bruno Estate. Ciao ragazzi! Ciao ciao ciao! Cosa ci avete cantato? Abbiamo fatto Io non so ballare, che è un brano autobiografico perché non sappiamo ballare. Ah, ecco, benissimo. Loro parlano della loro vita, sono giovanissimi. Quando nasce la vostra band? La nostra band, il nostro progetto nasce nel 2010, quindi ormai siamo vecchi. Diciamo che no, ormai siamo vecchi. Io sono il più grande, ne approfitto per presentarli: Leo, Bonno, Gugo e Matt. E noi condividiamo la nostra vita insieme cantando in un mondo pieno di pony colorati. Loro hanno partecipato a Castrocaro, precisamente nel che anno? Abbiamo fatto Castrocaro nel 2011 e Amici nel 2013. Poi vi siete rinchiusi nel vostro studio e avete prodotto il vostro primo EP, poi il secondo. Cosa c'è nel vostro cassetto dei sogni adesso, dei vostri progetti? Beh, fondamentalmente continuare a fare quello che stiamo facendo, cercando di allargare la forbice e suonare davanti a tanta gente, che penso sia l'obiettivo numero 1 per ogni artista. Invece io non so parlare, sono già travolta che più figo dell'occhiale. Questo è il
quale anno della tua presentazione qui a Radio Bruno Estate? Credo il quarto, adesso mi trovo un attimo impreparata, ma mi sa che è il quarto anno dove io e Enzo Ferrari conduciamo il Radio Bruno. Come nasce la tua collaborazione con loro? Ma è nata da un'amicizia, perché abbiamo molti amici in comune, ci siamo conosciuti 4 anni fa, 5 anni fa, e poi piano piano mi hanno anche insegnato il lavoro del radiofonico, quindi insomma sono emozionata. Io ogni volta che salgo su questo palco è davvero come se fosse la prima volta, un po' banale a dirsi, ma è davvero così. Infatti mi vedete molto tranquilla, ma io sto ripetendo tutto in testa. Noi ti abbiamo conosciuto con il Grande Fratello perché diciamo che è stato il tuo trampolino di lancio. In realtà tu cominci la tua carriera molti anni prima come modella e poi anche come conduttrice televisiva. Quali sono i tuoi progetti futuri e dove ti potremo vedere in televisione? Allora, in televisione non si sa, perché ovviamente, come sapete, è un lavoro abbastanza difficile e bisogna vivere il momento. Per il resto ovviamente mi troverete nella prossima tappa del Radio Bruno Estate e poi faremo tante altre tappe con vari sponsor, vari marchi di abbigliamento, insomma, con cui collaboro. Canterete tra un pochino, ascolteremo il vostro brano che si intitola? Il nostro brano si intitola Per 1000 anni ancora ed è uscito recentemente in radio la settimana scorsa. Molto fresco. Ci vuoi parlare un po' del tuo progetto musicale, del vostro progetto musicale? Niente, il nostro progetto è un progetto che è nato 4 anni fa, eravamo partiti come tribute band dei Coldplay, ci piaceva molto il suono, ci veniva molto bene e quindi abbiamo deciso di fare dei pezzi nostri. Ci venivano molto bene, molto naturali, abbiamo fatto un CD, è piaciuto e continuiamo così, continuiamo a fare dei brani, continuiamo a suonare e ci divertiamo molto perché ci piace il viaggio. Quindi quali sono i vostri progetti futuri? Ovviamente farei molti concerti, adesso il nostro singolo sta andando bene in radio, a parte tutte le radio lo passano molto spesso, quindi faremo delle date quest'estate, facciamo un tour. Se volete saperne di più, Carbonio 14 con la K, 14 è il numero, su Facebook c'è tutto. Essi sono appena esibiti, sono Benji e Fede, eccoli qui, la vostra esibizione com'è andata, ragazzi? Ci ha divertiti un sacco, è stata un'emozione unica, c'era un sacco di gente, è stato veramente bellissimo. Le ragazzine impazziscono per loro, infatti ci sono lì dietro le tansenne le ragazzine che urlano per voi. Ma cosa li fate le ragazze? Ma noi diciamo che cerchiamo di limitarci a far musica ed è un piacere enorme comunque che ci siano delle ragazze che ci supportano, quindi noi cerchiamo di continuare così e questo è l'importante. E da non sottovalutare anche molti ragazzi che ci supportano anche loro, abbiamo fatto delle foto anche con dei ragazzi, ci fa piacere insomma, molto. Voi arrivate da Modena, quando avete iniziato a suonare e a cantare? Diciamo che ci siamo messi lì seriamente più o meno da 1 anno e mezzo. 1 anno e mezzo, sì, 1 anno e mezzo che suoniamo insieme e ogni giorno ci troviamo a scrivere canzoni, a provare e insomma vogliamo fare questo nella vita, quindi siamo molto carichi. È una passione che vogliamo che si trasformi in lavoro, diciamo. Avete già un progetto discografico? Lo stiamo cercando, diciamo, non abbiamo ancora niente di sicuro. Non abbiamo ancora firmato nessun contratto, però stiamo valutando per fare un album, sicuramente quello è l'obiettivo. Bene, allora produttori, mi raccomando, guardateli bene, visi puliti, facce simpatiche, bravi ragazzi, insomma, se volete dei bravi cantanti, sono loro. Grazie mille, Benji e Fede. Siamo in compagnia di Bianca Zei, la prossima artista che salirà sul palco di questa sera. Ciao! Ciao a tutti! La conosciamo perché lei ha all'attivo una collaborazione con importanti cantanti, con Checco dei Modà e poi ti abbiamo anche ascoltata con Alex Britti. Sì, esatto, l'ultimo singolo con Alex Britti. Come nascono queste collaborazioni? Beh, è stato un po' per caso con Alex, volevamo provare, lui mi ha detto guarda ho una canzone molto bella, abbiamo provato a cantarla insieme ed è uscita bene, volevamo anche provare Sanremo, ci abbiamo provato però poi non è andata. Invece con Checco mi scoprì lui al primo Sanremo Giovani ai Provini, che era in streaming su internet e niente, disse al suo manager ma questa ragazza mi piace, vorrei contattarla e collaborare con lei, quindi ho avuto la fortuna di essere contattata poi da Checco. Adesso invece ti stiamo ascoltando con il nuovo singolo Non puoi chiamarlo amore. Esatto, sì, Non puoi chiamarlo amore. Una storia un po' complicata perché sembra un brano leggero perché comunque ha delle sonorità molto estive, divertenti, molto ritmato, però la storia in fondo è complicata perché
diciamo che lui vuole solo fare l'amore con lei e lei ci sta male, malissimo, e succede. E continua la nostra serata con Radio Bruno Estate, siamo in compagnia di Marco Ligabue. Ciao Marco. Ciao a tutti. Che si è appena esibito qui sul palco di Radio Bruno Estate. Allora, collaboratore, fratello di Luciano Ligabue, hai fondato un gruppo, i Rio, ma da un anno sei solista. Mi sono lanciato in questa nuova avventura, dopo la bella avventura, insomma, sempre di avventura parliamo musicale con i Rio, 10 anni, insomma, che è stata la mia esperienza principale in musica. Mi sono fatto da parte. Mi sono nate tante nuove canzoni da cantautore, ho deciso che per la prima volta era il momento di cantare le mie canzoni. Ho fatto un primo disco, ho fatto già 80 concerti, mi sono fermato 2 mesi, ho già scritto nuove canzoni, sono già ripartito, insomma un nuovo viaggio molto bello. E infatti il singolo Ti porterò lontano è stato di buon auspicio. Beh, insomma è partito molto bene, lo sto suonando ai concerti, piace molto, mi fa molto piacere. Sto cercando di raccontare la mia visione del mondo, anche il bicchiere mezzo pieno, no? In un momento di grande crisi sociale, economica, di lavoro, di sentimenti, di qualsiasi cosa, a me piace ancora pensare che attraverso un pensiero, attraverso la musica, attraverso un testo si possa ancora credere in un sogno, in un proprio pensiero, in qualcosa che hai davvero nella pancia. Vedere il bicchiere mezzo pieno. Bene, prendiamo questi tutti quanti come un augurio. Ti voglio fare una domanda un po' cattivella. Essere fratello di Luciano Ligabue quanto ti ha aiutato e quanto ti ha a volte ostacolato? Allora, essere fratello di Luciano Ligabue è bellissimo, intanto, partiamo da lì, no? Poi ovviamente come tutte le cose ha dei pro e dei contro. E i pro magari che ho un cognome famoso, quindi quando esco non sono il signor sconosciuto, ma qualcuno, ma andiamo a sentire cosa fa questo Marco Ligabue, anziché fosse uno perfetto sconosciuto. I contro sono che crea diffidenza, no? Magari le persone più distratte che non vogliono magari capire veramente cosa faccio, pensano che sia il fratello fortunello, che in qualche modo ha la via preferenziale, raccomandata del fratello. Invece proprio per quello è la via il doppio più difficile, quello è un contro, ma stiamo parlando di musica, di cose belle. Questa sera porterai 2 tuoi singoli, Pedala e L'Ovvio. Esatto, sì, 2 singoli tratti da Esseri Umani, il mio ultimo album, che insomma sto facendo ascoltare in giro con discreto successo e la cosa riempie di gioia. Da dove nascono questi 2 pezzi? Da qui? No, nel senso, da dove nasce il messaggio? Che messaggio volevi dare con questi 2 pezzi? Ma il Pedala è una canzone che ho scritto nel momento in cui mi sono andato a riprendere la bicicletta che era del mio papà, e facendo una serie di ragionamenti, di riflessioni sul fatto che quella bicicletta era sua, adesso è diventata mia e mi aiuta a scrivere la mia storia, ho pensato che un po' tutti si scrive la propria storia usando le biciclette, e che poi tutto quello che riguarda l'universo della bici, anche la fisica che sottende il movimento del pedalare, le definizioni tecniche, la nomenclatura, sembrano messe lì apposta per rappresentare quella che è un po' la nostra realtà sociale. Quindi una metafora della vita in un certo senso. Una metafora della vita, della società e del vivere in comunità, il fatto di poter essere ora leader, ora gregari a seconda delle esigenze del gruppo. L'importante è raggiungere il traguardo tutti. Tu rappresenti un po', sei stato il precursore del rap qui in Italia, anche se ha fatto un po' fatica effettivamente ad emergere il rap. Ultimamente però vediamo che molti artisti stanno emergendo proprio con quest'ambito musicale. Cosa ne pensi rispetto a questo? Beh, penso che con alcuni anni di ritardo il rap è diventato finalmente un genere ascrivibile alla musica italiana in pieno. Quando ho iniziato io nel 91 il problema era un disco di rap italiano, su quale scaffale devo metterlo? Cioè su quello della musica italiana, su quello della musica rap, della musica internazionale, della black music. E oggi questo problema non c'è, fondamentalmente per 2 motivi. Primo, perché non c'è più dubbio di dove il rap stia, e secondo, non esistono più negozi di dischi, non c'è più nessuno scaffale su quale mettere i dischi, quindi il problema... Quindi non c'è più problema? Ovviamente. Progetti futuri? Ma io quest'estate sono in giro con l'altoparlante giradischi, che è il titolo del mio DJ set, che è uno spettacolo in cui
faccio il DJ, metto musica che mi piace e già che ci sono canto anche qualcuna delle mie canzoni. È molto divertente per me e per il pubblico. E poi invece in autunno inizierò il mio tour vero e proprio nei club, nei locali, nei luoghi deputati alla musica dal vivo. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male. E com'è andata la vostra esibizione sul palco qui a Radio Bruno Estate? Bene, no? C'eri? Assolutamente. Allora dai, abbiamo del riscontro. Voi siete insomma avete fatto la storia della musica italiana, tu sei entrato da poco a far parte di questo gruppo? Da 3 anni. Loro sono io piano piano mi sto integrando a questa grandissima band. Come dicevo prima nel palco, l'anno scorso abbiamo festeggiato i 50 anni, per cui siamo un gradino sotto i Rolling Stone. Per questo. Il vostro ultimo disco del 2012, Terzo Tempo, rappresenta un po' un manifesto, insomma. Rappresenta l'inizio, credo, di una nuova strada, una rispolverata di cose che poi credo anche nei prossimi dischi si sentiranno. Un piccolo accenno su progetti futuri? Suonare, strada, domani siamo a Cuneo, e domenica siamo a Città della Pieve e poi lunedì siamo da un'altra parte, insomma noi ne facciamo di strada sì, ma questa è il nostro modo di essere. Dopo 3 anni di assenza discografica esce il tuo nuovo disco, Sangue Blues. Sì, ed è bello vedere che la gente continua a volermi bene nonostante passano gli anni. Questo è un album divertente e vedo che la gente piace, sta andando bene, sono felicissimo. Tra l'altro quest'anno hai festeggiato più di 20 anni di carriera, giusto? Dico bene? Sì, era meglio tu non lo dicessi, mi fai sentire più vecchio di quello che sono. No, è perché insomma bisogna dire che hai tantissima esperienza alle spalle, oltre ad essere un cantante ovviamente sei anche uno showman. Esatto, è un grandissimo... Assolutamente, noi ti facciamo i complimenti e ti ringraziamo per questa intervista, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. E uno degli artisti più attesi di questa serata era Rocco Hunt. Ciao Rocco. Davvero ero uno dei più attesi. Eravamo lì fuori dalle transenne, le ragazzine abbiamo chiesto chi si aspettavano e aspettavano te, eri uno dei più attesi. Com'è andata la tua esibizione? Molto molto bene, venire comunque a chilometri dalla mia città di nascita, insomma, e trovare un calore non come casa, però quasi, insomma, il pubblico era abbastanza preso bene, caloroso, è stata una fortissima emozione, speriamo bene, hanno ballato i pezzi, sono divertiti e poi è stata una bella serata. Devi sapere che la Romagna è una terra che accoglie molto bene le persone, quindi è come se fossimo al sud. Sei stata la rivelazione di questo Sanremo 2014, com'è cambiata la tua vita dopo questo grande successo? Ma non voglio nascondere che comunque la mia vita è cambiata radicalmente, sia per abitudini sia per stile di vita, però alla fine la cosa bella è che comunque sono rimasto lo stesso di sempre e diciamo ho lasciato sempre intatto il mio rapporto con il pubblico e con la vita reale. Assolutamente, tu fai un genere che è il rap, che generalmente cerca di portare dei messaggi, soprattutto vuole parlare ai giovani, qual è il tuo messaggio? Ma il mio messaggio è quello lì, insomma, che una vita facile, a volte una strada facile non è mai quella giusta, quindi sempre il messaggio dell'impegno, dei sacrifici. Vengo da una famiglia solida ma con pochi mezzi e quindi sono cresciuto per strada seguendo una strada giusta come quella della musica. Quindi il mio consiglio è quello lì che do ai miei coetanei, ai giovani, quello lì di credere sempre nei propri sogni, che alla fine non è impossibile che si avverino. Quali sono i tuoi progetti futuri e dove ti vedremo prossimamente? Adesso sono in tour, un bel tour estivo con un bel po' di date fortunatamente. E insomma a settembre uscirà la Golden Edition del nuovo album, e quindi insomma nuovi pezzi e speriamo bene per il futuro, ci impegniamo sempre come stiamo facendo. È il
nostro viaggio con gli artisti di Radio Bruno Estate continua con il grandissimo Francesco Sarcina. Ciao Francesco. Ciao, sono bagnato, si vede? Perché ha appena finito di cantare, quindi ovviamente tantissima energia su questo palco questa sera. Sì, c'è un pubblico fantastico. Cioè, lo show lo fa il pubblico in realtà. Come diceva Rocco Hunt, siamo in Romagna e la Romagna generalmente fa un'accoglienza pazzesca. Bellissima, caldissima, sensualissima. Insomma, cantante, prima lavoravi con le vibrazioni, adesso però ti stai veramente distinguendo come cantante solista. Grazie, nel senso che pensavo di averlo fatto in qualche modo, cioè, ho cercato di farlo anche con le vibrazioni in realtà. No, assolutamente, però insomma, generalmente è sempre difficile magari dopo quando si passa da un gruppo così importante. No, ma infatti dici bene, perché effettivamente è molto difficile, non è così scontato che dopo una band come le vibrazioni, così quindi conosciuta, è importante, che ha un marchio forte, poi capito che piaccia o no, però che ha un marchio molto forte, si possa poi realmente fare un percorso da solista. C'è da dire che insomma sto facendo un lavoro lento, modesto, piedi a terra, ma tanto lavoro, un treno merci praticamente, quindi e poi c'è una bellissima reazione da parte del pubblico, è bello, è lento, costante e che cresce, positivo, è amorevole, c'è molta condivisione, bello. A Sanremo hai dedicato un'intensa canzone a tuo figlio Tobia. Sì, ovviamente insomma, per me scrivere canzoni ovviamente è raccontare storie di vita vera, vissuta. Sicuramente io non sono uno di quelli che millanta cose, ma non riuscirei proprio neanche, purtroppo mi piacerebbe farlo, sarebbe più facile. Infatti a volte ho la crisi compositiva, però poi a un certo punto escono di getto per tante cose che si vivono, ma si vivono proprio nella vita quotidiana. Mio figlio è stato ovviamente ed è la cosa più importante per me. È chiaro che dedicare una canzone a Sanremo, ci tenevo che andasse questa canzone a Sanremo. Sono stato molto contento di potergliela dedicare, non l'ho mai visto. Però arrivo anche da un album dove insomma, sono uscito con un brano poi che era su mio papà. Insomma io gioco sempre tra il sacro e il profano, sono sempre lì in bilico. E invece la canzone per l'estate, Giada e le sue esperienze? Già delle mille esperienze, ma non ti preoccupare, accade perché è un titolo effettivamente che uno dice mille per modo di dire, ne ha fatte tante sta ragazza, però giusto così perché bisogna fare le esperienze. Giada è un pezzo estivo, sai, questo pezzo in realtà devo dire che il disco ha tanti bei brani che sono anche radiofonici. Se dovessi seguire il mio istinto farei anche robe alcune volte un po' più violente e quindi ho lasciato libero arbitrio ovviamente alle radio, cioè ho detto questo è il disco, secondo voi questo scegliete voi? Sì, devo dire che la maggior parte ha scelto Giada e quindi ero combattuto con un altro brano che però farò uscire magari a settembre e facciamo uscire tutti, sto album lo spremiamo per bene. Altri progetti dove ti possiamo vedere quest'estate? Sono veramente in giro, veramente dappertutto. Io comunque comunico tutto sui social, quindi Twitter, anzi adesso farei il tweet della serata. Comunque Twitter, Facebook, li seguo io personalmente, è un lavoraccio. Però mi sta dando anche questo tante soddisfazioni perché parlo direttamente insomma con i ragazzi, con i miei fan. Ed è quello che poi vuole la gente. Sì, ma è bellissimo perché sai, io non ero abituato molto ad usarli, con le vibrazioni non usavo molto i social, ma devo dire che usarli mi dà la possibilità veramente di comunicare e condividere tanto, no? Con tutti coloro che seguono, che sostengono quello che io faccio, quindi è veramente molto molto divertente. Comunque le date sono là, ce ne sono un sacco e oltretutto sono talmente tanto sfasato che non mi ricordo più dov'è che siamo. Siamo a Cesenatico, ecco. Tra un pochino sparano anche, ci sono i fuochi pirotecnici. Ora vedo un elicottero. Abbiamo un elicottero che ci gira sulla testa. Francesco, è stato un piacere conoscerti, ti voglio baciare. Piacere mio. In bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, ciao amici, ciao a presto. tutti, a prestissimo. Ciao. Siamo riusciti a strappare un'intervista alla grandissima Risa. Ok, ti sei esibita adesso sul palco di Radio Bruno Estate. Il tuo nuovo disco, raccontaci brevemente. Nuove contaminazioni, Cristina Donadente, un cambiamento incredibile. Sì. La parola sentimento però è sempre presente. Sempre. Hai già detto tutto. Ci vuoi dire qualcosa alle nostre telecamere di DTV? Ciao, state bene, siate felici, divertitevi. Progetti futuri? Non lo so ancora. Partire. Dove ti potremo vedere?
Io farò delle date in giro per l'Italia. Il 10 sarò alla Grancia in Basilicata, in Brindisi di Montagna, e poi farò dei festival. Bello, bello. Seguitemi su Facebook, Arisa Official Page. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti do un bacio perché sei bravissima. Grazie ancora, ciao! E la serata qui a Cesenatico volge al termine, la notte rosa, rosa come il colore dell'accoglienza dei romagnoli, per ricordare che la Romagna è una terra per tutti, dove l'accoglienza è davvero il primo elemento fondamentale. È stata una grandissima serata, abbiamo intervistato grandissimi artisti come Arisa, Frankie Energy, Rocco Hunt e tanti altri. Abbiamo avuto il piacere di essere qui insieme a voi, grazie ancora per averci seguito. Diffusion Musica torna al prossimo appuntamento e un saluto da Elina a tutti voi spettatori di DTV. Alla prossima, ciao da Cesenatico! Questo programma è stato offerto da Me la compro, accessori telefonia. Hotel Buratti, da 43 anni, meta ideale per le vacanze tra pineta e mare. Hotel de Paris, tra parchi, sport e mare.